A termine dell'incontro siamo con Sergio Silva, la sconfitta per 3-2 a Grosseto in questo derby, una gara tutto sommato tirata fino alla fine dove avete avuto anche l'opportunità di pareggiarla con un uomo in meno. Che gara è stata? Questo combattuto fino alla fine. Avevamo montato una strategia che penso che ha funzionato perché l'abbiamo portato fino alla fine con risultato in bilico. Si poteva ottenere un altro risultato, non voglio dire che la vittoria di Grosseto non sia meritata, ma anche noi penso che quello che abbiamo fatto abbiamo dimostrato di poter ottenere un altro risultato. È finita 3-2, sono 3 punti che lasciamo, ma penso che abbiamo fatto una buona prestazione. I ragazzi oggi, con tutte le condizionanti che abbiamo avuto in questo periodo, penso che hanno fatto una prestazione importante, di sostanza, a tratti anche di qualità, e quindi non c'è niente da dire. Ho ricordato l'assenza per noi un ex di Fantozzi, è un periodo un pochino negativo dal punto di vista dei risultati. Sì, perché a parte prestazioni, anche la stessa prestazione col Bassano, diciamo che sono risultati che possono capitare, una sconfitta col Bassano ci può stare, magari il modo in come l'abbiamo fatto, come è arrivato no. Oggi penso che è diverso e stiamo combattendo con i nostri giovani, manca sicuramente Andrea, mancherà per un bel po' e sappiamo, almeno io lo so e lo sanno anche i compagni quanto può diventare importante Andrea per le sue qualità, ma non c'è, ci sono gli altri che verranno impiegati quando devono essere impiegati, perché noi abbiamo bisogno di tutti, se tutti danno il suo contributo penso che la stagione ci può ancora sorridere e possiamo ancora dire la nostra. Sicuramente non siamo più una squadra che lotta o che ha obiettivi come abbiamo avuto negli ultimi 5 anni, questo è da dire. Allora ringrazio Sergio Silva, complimenti comunque nonostante la sconfitta, ci rivediamo per derby di ritorno. Grazie.